19 marzo 2019, bella data come numero, Treviso, giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia. Titolo impegnativo per una giornata. Mi dispiace non essere lì con voi fisicamente e dovermi affidare a questi strumenti così impersonali o depersonalizzanti. Non essere lì con voi a riflettere sul significato della parola vittima, che è una parola che a me proprio non piace. Non piace da tantissimo tempo, non piace da, guardate, sono quest'anno esattamente 40 anni. Non avevo ancora compiuto 8 anni quando questa parola l'ho sentita abbinata al nome di mio padre, che appunto esattamente 40 anni fa è stato assassinato. Non mi piace perché non mi aiuta a capire. Sì, mi aiuta a concentrare l'attenzione su una persona, ma non mi aiuta non esprime le ragioni del valore della vita di quella persona. Esprime, o perlomeno concentra l'attenzione sulle modalità attraverso le quali, o le dinamiche, macrodinamiche, che hanno caratterizzato la fine di una vita. Eppure, proprio in relazione alle vittime della mafia, in modo particolare in relazione alle vittime della mafia, abbiamo tantissime ragioni per concentrarci sull'esempio di vita che ci hanno dato, che ci hanno consegnato, su come sono stati capaci di identificare le ragioni della loro vita. Poiché nella stragrandissima maggioranza dei casi le vittime della mafia sono persone che hanno saputo mettere le ragioni della vita davanti alla vita stessa. Questo è uno degli elementi che caratterizza, o forse uno degli elementi di sintesi più importanti della vita di mio papà, il quale è divenuto vittima, se vogliamo stare su questa dimensione, perché svolgeva bene la propria attività. Era stato nominato, lui che era avvocato, commissario liquidatore di una banca che era fallita. Era fallita non in una dinamica fisiologica, non per una normale crisi economica, ma perché era stata gestita in termini illeciti. Perché chi era capo di quella banca si era appropriato dei denari di chi si era affidato a quella banca e li aveva utilizzati per delle finalità che erano incompatibili con la funzione della banca. Non voleva essere chiamato a rispondere delle sue responsabilità, le quali responsabilità erano invece oggetto di accertamento proprio da parte del commissario liquidatore, di identificazione e di accertamento. E allora prima cerchi di condizionarlo attraverso dei consigli interessati che magari gli fai dare da qualcuno a lui vicino, poi cerchi di condizionarlo con la corruzione, poi cerchi di condizionarlo con la minaccia e in preda alla disperazione, quando ti rendi conto che nulla di quello che per te sarebbe stato sufficiente per condizionare una persona è andato in porto, allora agisci con l'omicidio. E da lì l'utilizzo della parola vittima. Ma il bello è il prima, non è il momento dell'omicidio, che ovviamente bello non è, ma dico non è quello il momento degno di memoria. Il momento degno di memoria è tutto il prima, che è un prima durante il quale si dimostra la capacità dell'essere umano, o meglio, il fatto che appartenga alla natura dell'essere umano, a volerlo, saper difendere la propria libertà dai tentativi di condizionamento, di assoggettamento, dai tentativi di corruzione, dai tentativi, anzi dalle minacce. È possibile rimanere liberi. È possibile rimanere liberi nel momento però in cui si è consapevoli del fatto che quella libertà serve per realizzare le ragioni della propria vita. Serve serve per vivere. Serve per vivere la propria vita e non quella che altri vogliono per te. E nel vivere la propria vita c'è la possibilità di
caspita, di fare anche quel qualcosa che in un determinato momento tutti gli altri pensano impossibile da realizzare. Sapete in quanti erano convinti, e lo dicevano anche a mio padre, che quella liquidazione coatta amministrativa, a capo della quale lui era, si sarebbe conclusa nel nulla, perché tanto cosa vuoi, ci sono dietro dei poteri così grossi, c'è il principale partito di governo, c'è il potere finanziario, e poi siamo in una fase in cui le priorità della storia del paese 40 anni fa sono altre, figurati se, e figurati se. Papà e i suoi collaboratori si sono messi lì e hanno sfidato quel figurati se. L'hanno smentito. Hanno dimostrato che l'impegno di poche persone può correggere le storture anche di un paese. Perché a quel livello si era con la liquidazione dell'Avanzi, col fallimento della banca privata finanziaria, cioè quella della quale lui era commissario liquidatore. Non è stato vittima, è stato esempio di come l'uomo possa vivere, ma vivere nel senso più pieno del termine. E allora io spero che questa piccola riflessione aiuti tutti noi a guardare le vittime in questa prospettiva, non per il fatto che sono state sottratte alla vita, ma per quanto hanno fatto con la propria vita. Anche quando ci può sembrare, penso al caso, che ne so, di una persona che si trova accidentalmente al centro di un conflitto a fuoco, accidentalmente, non c'entra, diventa vittima. Beh, anche quel momento, in quel caso così diverso da quello al quale ho fatto riferimento prima, è un momento che ci aiuta a riflettere. Anche quella vita ci aiuta a riflettere, ci aiuta a capire che cosa dobbiamo correggere, ci aiuta a capire quali ingiustizie caratterizzano il nostro tempo, ci aiuta a capire in che cosa possiamo impegnare la nostra responsabilità. E impegnare la nostra responsabilità è il senso della nostra vita. Buon lavoro!